Cari amici, ben ritrovati nel nostro appuntamento con Radio Chef. Anche oggi abbiamo deciso di parlare di primavera, di questa bellissima stagione, ovviamente non sempre troppo noiosa, nel senso che può far caldo quasi come l'estate, oppure potremo ritrovarci quasi in inverno, oppure potremo anche lottare con le allergie di stagione, come tanti nostri amici, ovviamente, non solo, pure io ogni tanto in questo periodo. Però ricordatevi che anche da questo punto di vista quello che portate in tavola è importante. E a proposito, oggi noi abbiamo deciso di dedicare la nostra puntata proprio a questa stagione, parlando di natura in tavola, di benessere, di ricette, di orto, di erbe aromatiche, e ricordandovi anche che poi anche quello che mettete nel piatto ha la sua importanza proprio per farvi stare meglio e risultare pieni di energie. Cominciamo proprio anche da quelle che sono le nostre piccole pause, o per esempio al pomeriggio una bibita fresca se fa caldo, impariamo a recuperare magari le ricette della tradizione, dei nonni. Uno dei protagonisti è sicuramente lo sciroppo di sambuco. Oggi infatti con Maria, che è qui in studio con me anche oggi a raccontarvi tutte le curiosità su Radio Chef, abbiamo deciso di proporne una ricetta dei nostri ascoltatori. Maria. Sì, Barbara, proprio in questo appuntamento torniamo a seguire anche i passi della natura che ci accompagnano in questo periodo, proprio a riscoprire un po' il piacere di stare all'aria aperta, di stare insieme, e come ben dicevi anche la voglia di preparare qualcosa di fresco e di saporito. E lo sciroppo di sambuco è proprio un qualcosa che attira già molto la nostra attenzione, oltre che per arrivare proprio da un prodotto della natura, perché lo sapete, il sambuco è una delle piante spontanee più amate e versatili di questo periodo primaverile. Cresce in forma di arbusto o di piccolo albero, spesso ai margini della strada, in campagna, lo ritroviamo nei boschi e anche passeggiando semplicemente magari sul bellissimo Carso. Oltre alla sua bellezza decorativa, offre fiori e frutti ricchi di proprietà e di sapore, ideali per l'uso in cucina e anche per un pizzico di creatività. Come riconosciamo i suoi fiori? I suoi fiori sono piccoli, sono di colore bianco crema e sono riuniti in grandi ombrelle piatte e profumate. Proprio li vediamo in questo periodo, quindi tra maggio e giugno, fine aprile, maggio e giugno. I frutti invece sono delle piccole bacche nero-violacee che maturano tra agosto e settembre e non vanno mai mangiate crude. Ma ritorniamo ai nostri fiori, che sono i nostri protagonisti di oggi. Li possiamo utilizzare proprio in diverse ricette, come sono le frittelle dolci, che vengono immersi proprio in una pastella leggera, vengono fritti questi fiori e sono un classico della tradizione più campagnola, più contadina. Mentre per lo sciroppo andiamo a ottenerlo facendo macerare i fiori con limone, zucchero e acqua, ed è ottimo diluito in acqua fresca o per aromatizzare degli aperitivi frizzanti e anche per ricette dolci. I fiori possono profumare anche conserve e condimenti, quindi li possiamo utilizzare veramente in tantissime ricette. Ed è quella dello sciroppo di sambuco che ci ha inviato Cinzia da Buia, ci suggerisce come lei lo prepara. Tra gli ingredienti per 1 litro di sciroppo vi serviranno circa 20 rametti di fiori di sambuco, 4 limoni e 600 grammi di zucchero. Andrete a mettere in infusione i vostri 20 fiori di sambuco con i limoni spremuti e 1 litro d'acqua. Dopo 2 giorni andate a togliere i fiori, setacciate l'acqua e mettete sul fuoco aggiungendo lo zucchero fino a completo scioglimento, quindi lo lasciate cuocere, lasciate raffreddare e poi potete utilizzare semplicemente il vostro sciroppo. Quindi veramente facilissima questa ricetta e, come dicevamo, molto molto versatile, quindi se volete prepararla ce lo fate sapere e poi prepariamo ancora tantissime ricette insieme. Direi che questa è perfetta per un bel brindisi di primavera, così per partire in questa stagione. Direi proprio di sì, cara Maria. E tra l'altro, a proposito di brindisi di stagione, è anche il tempo di fare la spesa. E noi dove andiamo? Ai supermercati Bosco, ovviamente, che come sempre hanno per noi sempre tantissime ricette. Abbiamo visto anche fiori di sambuco che comunque ci possono aiutare nella preparazione dei nostri sciroppi. Iniziamo da ovviamente il Banco Salumi, che vi offre sempre salumi freschi da utilizzare per preparare ottimi panini. Magari andate a fare una bella passeggiata, un'escursione nel bosco, oppure magari i vostri figli escono, vanno a scuola, hanno una mattinata di gita. Il buon prosciutto cotto, ad esempio triestino, lo ritrovate sui banconi di Bosco, e anche con il prosciutto, tra l'altro crudo Bosco. Invece non solo, ma ci sono tante proposte anche sui formaggi che arrivano direttamente dalle aziende agricole del nostro Carso, quindi prodotti a chilometro zero del nostro Friuli Venezia Giulia, tutti da portare in tavola, portando insieme anche la tradizione. Un ampio reparto panetteria e pasticceria, grazie proprio alle produzioni sempre del nostro territorio che arrivano direttamente da Bosco. Immaginate anche una buona
pagnotta di pane integrale con un po' di salumi del territorio per darvi la carica in queste giornate di primavera, magari per accompagnare una bella scampagnata del fine settimana. E poi ovviamente i vini sempre scelti da Bosco per voi, visitando le cantine del territorio, ma anche i migliori vini nazionali e non solo, i vini anche dei territori di confine, non solo il Carso triestino che ne propone diversi, Friuli, Friuli Gravi, il Coglio, insomma potete veramente spaziare secondo quelli che sono i vostri gusti. E poi un buon bicchiere di vino fresco magari da condividere con gli amici in queste serate tiepide di primavera è sicuramente il modo migliore per cacciare via lo stress. Ma non solo vino, perché anche i supermercati Bosco vi offrono un vasto assortimento e tipologie di birre. Una birra fresca, insomma, per concludere una giornata all'aperto, o anche, perché no, le prime giornate al mare, perché anche se non fa ancora caldissimo, però quando il sole c'è è veramente forte. E poi c'è la birra prodotta da Bosco stesso, soprattutto la IPA, sempre da provare, che appassiona moltissimi appassionati di birra. E non solo la frutta, beh, quella non deve mancare mai sulle vostre tavole. Questo è il momento migliore per scegliere poi la frutta di stagione, perché è quella che vi garantisce non solo l'apporto di nutrienti maggiore, ma anche di acquistare prodotti del nostro territorio, chilometro zero, se scegliete proprio quello che la natura produce in questo momento dell'anno. Abbiamo visto poi le fragole, che si possono davvero declinare in 1000 modi durante la primavera, anche, perché no, con un buon risotto alle fragole, oppure un'insalata in cui potete inserire anche delle fragole, poi sbizzarrirvi per aperitivi alcolici o non. Vediamo ancora anche i carciofi, che anche loro sono protagonisti di questa parte della stagione, con tantissime ricette, freschissimo finocchio, ottimo per delle insalate fresche, ma anche da gustare semplicemente così. E poi loro, insomma, gli asparagi, che hanno il loro momento clou e che ci aiutano davvero per il nostro benessere, perché hanno tanti sali minerali e aiutano il nostro organismo anche proprio a evitare di disidratarsi e prepararsi per la stagione. Noi torniamo invece a parlare ancora di primavera, perché vi ho mostrato quello che produce la natura, e allora andiamo con Maria nell'orto, perché sempre di più c'è la passione per coltivare qualcosa noi stessi. Più chilometri zero di così non si può, insomma. È vero, ci dà tanta soddisfazione anche prenderci cura del nostro orto, anche perché possiamo scegliere un po' i gusti che amiamo a casa. Quindi sì, li ritroviamo sui banconi del supermercato, troviamo soprattutto adesso dei prodotti tanto colorati, ma perché non provare a mettere le mani proprio nella terra e dedicarci solo a quello? A volte in questo periodo ci dimentichiamo un po' del bisogno della lentezza, siamo sempre tutti di corsa e forse ci manca un po' il contatto direttamente con la natura. È un po' anche a questo che si dedica la nostra puntata, e quindi vi raccontiamo un po' i lavori che si possono fare nell'orto, anche così sul balcone. Se volete, se avete uno spazio verde un po' più ridotto, potete comunque dedicarvi a fare il vostro piccolo orto anche nello spazio che preferite. A maggio questo si trasforma in un vero e proprio laboratorio di sapori, perché le giornate hanno iniziato così ad allungarsi. È bello arrivare, magari anche chi finisce il lavoro più tardi, vedere il tramonto, bellissimi tramonti primaverili, e il terreno è pronto ad accogliere una varietà di ortaggi che arricchiscono poi le tavole estive. Quindi dobbiamo andare a preparare il terreno, quindi assicurarci che il terreno sia ben lavorato, privo di erbacce, arricchito con un compost maturo, perché è fondamentale per la crescita delle piante sane. L'irrigazione, anche questa fondamentale, soprattutto nelle giornate un po' più secche, dobbiamo andare a irrigarlo bene per evitare l'evaporazione rapida dell'acqua. Soprattutto dobbiamo irrigare nelle prime ore del mattino oppure al tramonto, questi sono i due orari preferibili. Applichiamo poi uno strato di pacciamatura come foglie, come paglia o foglie secche, per conservare l'umidità del suolo, e monitoriamo le nostre piante per tenerle sempre ben così sotto la nostra attenzione, per proteggerle. Cosa seminare quindi in questo periodo? Possiamo seminare direttamente in terra gli ortaggi da frutto, quindi zucchine, cetrioli e poi i meloni e le angurie, se avete uno spazio bello ampio. Anche fagioli e fagiolini sono da seminare in questo periodo, lattuga, rucola, cicoria, biete da coste, e poi le carote, le barbabietole e i ravanelli. Questa è un po' la lista. Invece, se dobbiamo andare a trapiantare, dobbiamo puntare, e il momento ideale per mettere a dimora pomodori
melanzane, peperoni e peperoncini, zucche, zucchine, cetrioli, basilico, prezzemolo e coriandolo. Invece cosa si raccoglie a maggio? Andiamo a fare anche questa raccolta insieme. Le verdure a foglia, quindi possiamo già raccogliere lattughe, spinaci e rucola, poi ravanelli e le carote novelle, piselli e fave, e le fragole e le ciliegie un po' più verso il finale del mese, soprattutto se le avete piantate e trapiantate già da un po', le inizieremo ad intravedere i colori. E voi cosa vi piace fare anche nel vostro orto? Fatecelo sapere in modo da condividere un po' anche tutto quello che viene fatto, viene portato avanti in questo periodo, e mantenerci aggiornati, magari così costruire una rete di persone che si aiutano con propri consigli e appunto anche con la passione per il terreno e per la natura, che in questo periodo è fondamentale. Verissimo, hai ragione Maria, è proprio così. E allora, a proposito di questi, io ho preparato per voi un piccolo vademecum di quelle che sono le erbe aromatiche che possono aiutare nell'attività sportiva. Insomma, l'aria aperta ci aiuta proprio a essere anche un pochino più attivi dal punto di vista fisico, anche proprio grazie alla possibilità di fare una passeggiata più lunga, una corsa, riprendere questa attività. Insomma, abbiamo corso la settimana scorsa con l'appuntamento con la Trieste Spring Run, e magari può essere un buon inizio proprio per riprendere, anche semplicemente con un po' di corsa alternata a passeggiata. Anche una passeggiata di mezz'ora al giorno può davvero fare la differenza. E allora come ci possiamo preparare? Possiamo usare ad esempio non solo le piante aromatiche, ma i loro aromi utilizzati anche come oli essenziali che ci supportino nell'attività sportiva, ma anche in quelli che possono essere i fastidi del momento e i bisogni di energia. Ad esempio, se vogliamo iniziare un'attività fisica sportiva, può essere anche d'aiuto utilizzare 5-6 oli essenziali per applicarli sul corpo e avere un po' di rigenerazione. Uno di questi, che sarà anche il protagonista della stagione estiva, è l'olio di iperico, che ha un bel effetto riscaldante muscolare. Quindi prima di iniziare l'attività vi basterà in 100 ml di olio base diluire 2-3 ml, ovvero 40-60 gocce totali di olio essenziale di iperico. Dopo invece l'attività sportiva, anche in questo caso potete usare un olio essenziale aromatico per poter fare dei massaggi post attività. Il migliore è ovviamente l'olio di arnica, che ha questo effetto riparatore. 100 ml di olio basta diluire 2-3 ml, 40-60 gocce totali. Ad esempio, anche se fate solo una passeggiata ma non siete abituati, ne fate un po' al giorno, sentite male ai piedi, i muscoli, i polpacci eccetera, potete usare questi sistemi. Invece se fate un'attività più intensa, allora potete farlo come appuntamento fisso. Invece per chi nei passaggi di stagione soffre di dolori reumatici, contratture muscolari oppure dolore al nervo sciatico e cefalea, che in questo periodo dell'anno sono abbastanza diffusi, possono avere dell'aiuto, del sollievo dalla lavanda vera, perché questa aiuta a calmare e distendere un po' ansia, nervosismo, ipereccettabilità, ma anche questi problemi muscolari. Combatte la stanchezza anche se avete fatto un'intensa attività fisica e avete bisogno comunque di essere attivi, e appunto aiuta sia prima che dopo in questo caso. Un altro aiuto è quello del limone. L'olio essenziale del limone potenzia il rendimento muscolare, quindi è molto indicato prima di sostenere uno sforzo. Ci aiuta anche per la concentrazione, l'ottimismo e dinamismo se siamo molto impegnati dal punto di vista appunto dello studio, del lavoro, e dobbiamo usare anche la testa, non soltanto i muscoli del corpo. Un altro problema che capita spesso in questo periodo dell'anno è quello della cefalea e anche purtroppo l'emicrania per qualcuno. Chi può aiutarci in questo anche vale per i dolori reumatici e infiammatori, è la menta piperita. Il suo olio essenziale infatti è molto utile anche per il mal di schiena e il nervo sciatico, perché poi ci spinge all'azione, rinforza la motivazione e aiuta anche per la vigilanza. Ed infine i nostri timo e rosmarino, che vi possono essere d'aiuto anche per affrontare le allergie stagionali. Il rosmarino ha tante capacità positive, favorisce l'irrorazione sanguigna, allevia i crampi e promuove la concentrazione. Vi donerà anche un certo vigore psicofisico, soprattutto se vi sentite particolarmente affaticati. Ultimo, utilissimo soprattutto quando siete raffreddati, il timo, che aiuta tanto da questo punto di vista, ma non solo. Sappiate che attiva anche la memoria e la lucidità, utile per rendere a livello psicofisico nelle attività sportive. Quindi quando, non so, fate una corsa ad esempio, ed è importante che siate concentrati, che la mente
sia sul pezzo. Beh, questi sono qualche piccolo consiglio se appunto volete dedicarvi all'aria aperta, usare i benefici degli oli essenziali e dell'aromaterapia. A volte non ce ne rendiamo conto, ma questi profumi veramente possono aiutarci a darci una grande carica, una grande energia, come ben dicevi. Bisogna scegliere quello giusto e cercare di farci un po' guidare anche dagli esperti, quindi ricordatevi sempre di rivolgervi a delle persone che ne sanno e che possono aiutarvi anche nelle vostre esigenze. E di provarli prima se li mettete sul corpo, perché esattamente, non si sa mai che non siate mai direttamente, poi sempre esatto, diluiti, così andate sul sicuro. Anche questo è sempre un consiglio che ci arriva dagli esperti. E parlando poi di esperti, questa volta di territorio, andiamo in viaggio, perché parlando di natura non possiamo non parlare delle bellissime montagne del Friuli Venezia Giulia, e con noi c'è Benvenuta direttamente da Camporosso, che ci accompagna con qualche consiglio molto molto interessante fatto di tradizione. Ciao Benvenuta, ben ritrovata qui con noi. Ciao Barbara, ciao Maria, siamo qua al David come al solito, è iniziata la primavera, quindi anche qua veramente adesso siamo nel pieno dei colori e dei profumi. Una cosa volevo raccontarvi, che chi viene su sarebbe molto bello venisse su da noi, ma andasse a visitare anche l'Orido dello Slizza, che è un posto fantastico, cioè dei colori bellissimi, l'acqua splendida, naturalmente in un giorno di sole. E vi devo raccontare una cosa che è abbastanza riservata, ma è giusto che si sappia. Io ho mandato migliaia di persone a visitare questo posto perché tutti mi dicono che è fantastico e non sono mai riuscita ad andarci, perché o c'è troppo lavoro, o piove, oppure non ho tempo, e quindi io mando della gente raccontando questa storia e tutti tornano ringraziandomi. Quindi veramente deve essere molto bello, spero in questa stagione di riuscire finalmente a visitare questo posto fantastico, che ho conosciuto attraverso dei clienti austriaci, quindi addirittura l'hanno scoperto loro prima di noi. E qui da noi c'è le solite cose che voi sapete, quindi noi vi offriamo dalla colazione fino alla merenda, cercando di farvi felici con più cose diverse, sempre a sorpresa. E un'altra cosa su cui oggi vorrei raccontare è la nostra selezione di grappe che faccio io, perché in realtà parlo sempre di tutto, ma non racconto il fatto che noi abbiamo più di 100 grappe diverse e che sappiamo raccontarvele, perché ogni grappa ha una sua storia, ogni grappa ha una sua collocazione, cioè c'è la grappa da digestione, quando tu hai mangiato troppo. E questo è un tipo di grappa che si chiama proprio grappa, la grappa friulana. Mentre invece c'è l'acquavite. L'acquavite è fatta anche con la frutta, quindi è molto più delicata, più profumata ed è leggermente oleosa, quindi non va bene se hai mangiato troppo, ma va benissimo se fuori nevica, c'è il caminetto acceso e hai bisogno di qualcosa per farti contento. Quindi ogni grappa ha una sua storia, una sua caratteristica e noi ne stiamo scoprendo sempre di nuove. Per cui questa forse è una delle cose che io dimentico di raccontare, ma sulle quali abbiamo veramente investito cultura, abbiamo investito anche esperienza e abbiamo provato veramente tante cose e adesso ve le possiamo proporre. Bello, grazie, benvenuta per averci accompagnato anche in questa avventura, anche perché quando l'andate a trovare trovate tutte queste cose meravigliose ed è il bello, anche quando si parla così di grappa, di superalcolici, di conoscere la storia e così andare a bere responsabilmente, come vi ricordiamo sempre, ma sapendo anche tutto quello che c'è dietro, il passaggio. Sapete che in particolare nella preparazione di questi ingredienti e delle ricette che loro ci raccontano e che ci portano a scoprire, sicuramente c'è un occhio attento, quello della storia, del passato e anche del nostro futuro, quindi si prendono proprio cura di voi a 360 gradi, oltre ad offrirvi tantissima dolcezza e tante cose buone che sono quelle che possiamo scoprire proprio al David. Ora è tempo di non allontanarci troppo anche dai nostri amici del David, ma andiamo nella bellissima Carinzia con Mein Sonntag, rivista di viaggi ed enogastronomia appunto della bellissima Austria, che ci porta in una vacanza nella natura, relax e tradizione. Stiamo parlando dell'Auserland Salzkammergut, con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua tradizioni radicate, una meta ideale per una vacanza rilassante ma immersa nella natura, tra montagne imponenti, dolci altipiani, prati, foreste verdi, laghi cristallini, non so voi ma io sto già sognando. Beh, questi creano uno scenario da cartolina perfetto per rigenerarsi e per vivere dei momenti indimenticabili, quindi potete andarci da soli, potete andarci in coppia, potete andarci con la famiglia, veramente le possibilità per una vacanza autentica sono tantissime e anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, perché ci sono sentieri escursionistici adatti ai cani, aree balneabili e anche alloggi pet friendly che rendono questa regione perfetta anche per loro. E poi bellissimi laghi come l'intenso lago di Altaussee o il vasto Grundlsee con i suoi numerosi accessi gratuiti incantano ogni visitatore e anche offrono refrigerio nelle giornate
così un po' più calde. È possibile esplorarli a bordo di battelli turistici, di zattere, le platte, oppure di barche a remi o barche elettriche. L'Auserland è un paradiso proprio per gli escursionisti, percorsi che ci sono per tutti i livelli, dalle semplici passeggiate lungo lago alle escursioni a tema fino ai percorsi un po' più impegnativi, se volete lanciarvi in un'avventura con itinerari alpini e vie ferrate. Poi anche i ciclisti e gli appassionati sicuramente qui sapranno trovare la loro passione, quella per la mountain bike, con percorsi vari e stimolanti tra Grundlsee, Althausersee, Dachstein e Totesgebirge. Non mancano poi le delizie culinarie, ovviamente siamo a Radio Chef, potete provare il salmerino di Aussee, appena pescato e preparato con ingredienti locali. Questa è solo una delle specialità da gustare in riva al lago, circondati dalle bellissime montagne, e quindi cosa desiderare di più? Direi che gli ingredienti per la vacanza perfetta ci sono tutti, quindi potete condividere anche le vostre impressioni direttamente con Mein Sonntag per vivere questo viaggio anche insieme alla rivista di viaggi ed enogastronomia della Carinzia, sempre anche con noi qui a Radio Chef. Barbara, tu sei pronta a partire anche per questa nuova avventura? Sono prontissima, anche perché ci sono davvero posti bellissimi da visitare nella vicina Carinzia. È sempre un piacere, immagino poi l'esplosione del verde con Infatti. La primavera che arriva. Beh, insomma, Maria, oggi noi vi abbiamo raccontato un po' di primavera in tavola. Un viaggio nella natura oggi. Esatto, vi auguriamo davvero di passare il più tempo possibile all'aria aperta. Vi abbiamo raccontato quali sono gli appuntamenti da non perdere in settimana. Andate a sbirciare gli articoli di Radio Chef, scegliete la vostra ricetta del cuore tra quelle che abbiamo pubblicato tra gli articoli e noi vi aspettiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, buon pranzo e buon fine settimana con Radio Chef. Ciao! Ciao!